Di che vogliamo parlare? Cioè, di cosa vogliamo parlare? Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire? Cioè, tra un po' segnava pure Carli, tra un po' segnava pure Carli, tra un po' segnava pure Carli. Come? Che volemo dire? Di che volemo parlare? Di che volemo parlare? Su. Nainggolan che si inventa un gol dalla Madonna? Pisacane che ritrova il gol? Simeone che purga di tacco la sua ex squadra? Partita perfetta. Cioè, se quella con l'Atalanta era una partita perfetta, non so cos'è stata questa. Sti cazzi dei due gol, sti cazzi, cioè, l'abbiamo presi, era meglio non pialli, quello è vero, ma sti cazzi. Sti cazzi. Nelle scorse live ho detto che il Cagliari, per quanto creava, per quello che creava, realizzava veramente molto poco. Il risultato di questa partita invece dice tutto. Dice veramente tutto. Cioè, per me, che domani è il compleanno mio, sta partita è stato un regalo spettacolare. Infatti stavo di là con mio zio e mio cugino che sono del Cagliari e che saluto se guarderanno questo video. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il bordello che si è scatenato quando ha segnato Nainggolan, mamma mia. Senza parole, raga, senza parole, cioè... È stato tutto così bello, cioè... Io vado fiero del fatto che è da agosto, da luglio, nemmeno mi ricordo precisamente io da quanto, che dico che il Cagliari lotta per l'Europa. Lotta per l'Europa. Mo non m'azzardo a di Champions League perché m'allargherei, ma lottiamo per l'Europa. Come sempre non voglio guardare la classifica, anche perché è momentanea e mo alle 3 giocano le altre, però che goduria, che goduria. È stata una partita spettacolare. Non ci ferma più nessuno tra un po'. 10 risultati utili consecutivi. 10. 10 risultati utili consecutivi. E poi di sti 10, perché io ho la memoria di non so chi, di sti 10 soltanto 1, 2, 3 pareggi. 7 vittorie e 3 pareggi. Questo veramente è un ritmo da Champions League. Poi vabbè, i pareggi tutti per 1-1, alcuni per errori nostri, tipo quello col Verona e quello con la Roma. Però cioè, di cosa vogliamo parlare? Una partita veramente spettacolare. Spettacolare. Rog è sempre più un giocatore fondamentale per il centrocampo del Cagliari. Olsen, nemmeno a dirlo. Che cosa c'è da dire su Olsen? Penso niente. In effetti me l'ha fatto notare mio zio e ho notato che senza Ceppitelli la difesa a me sembra leggermente meglio, sta più sul pezzo. Abbiamo ritrovato un giocatore come Clavan. Centrocampo a me la cosa che mi è piaciuta di più è stata l'azione del primo gol di Rog. L'azione del primo gol di Rog, quello scambio di passaggi nello stretto, Rog a smarcarsi e a tirare, te fa capire tutto di sto Cagliari, fa capire tutto. E non ce la faccio a sentire altri tifosi che dicono dobbiamo comunque pensare alla salvezza. Come fai a pensare alla salvezza? Come fai? Non puoi pensare alla salvezza, non puoi. Cioè questo Cagliari ti fa godere proprio. Regalo migliore veramente a me non me lo potevano fare. Non so nemmeno che dire della partita perché penso che qualsiasi annotazione che io potrei mai fare sulla partita sia veramente superflua, ecco. Spettacolari tutti, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo. Non c'ho tantissimo da dire.
Non c'ho tantissimo da dire. Un altro applauso. Un altro applauso a questo Cagliari che se lo merita veramente. Adesso ci sarà la sosta. Speriamo che la squadra mantenga lo stesso piglio, la stessa mentalità, ma soprattutto la stessa umiltà, e quella non deve mai mancare. Bisogna autodeterminarsi ma rimanere comunque umili, e testa a Lecce, perché adesso non possiamo più guardare soltanto il blasone. Cioè, prima non è che lo facevamo, però a maggior ragione adesso ogni squadra è una sfida e bisogna prenderla. Non bisogna prendere nessuna squadra alla leggera, nessuna. Che sia la Juventus, che sia il Lecce, che sia il Brescia, che sia l'Inter, tutte hanno bisogno dello stesso piglio. Quindi trasferta a Lecce, adesso concentriamoci su quella partita e pensiamo ad alzarci ancora di più in classifica. Perché io non la guardo ma voglio alzarmi in classifica. Niente regà, io non c'ho nient'altro da dire, detto questo il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che domani alle 15 esce un video molto importante, mi raccomando, esce alle 15 di domani, tra l'altro giorno del mio compleanno, mi raccomando guardatelo perché è veramente importante. E niente regà, detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video, bella.